Il Dipartimento per le Dipendenze è una struttura dell'azienda sociosanitaria prevista in particolare dal piano sociosanitario della Regione del Veneto e è prevista nell'atto aziendale dell'azienda. È un dipartimento di tipo funzionale e quindi che coordina per obiettivi tutte le strutture che a lui afferiscono. Al nostro dipartimento partecipa anche il privato sociale accreditato, è l'unico dipartimento dell'azienda in cui partecipa a pieno titolo il privato sociale accreditato, e poi i regolamenti possono prevedere anche ulteriori partecipazioni di altre associazioni, cooperative, eccetera. I rapporti che il Dipartimento ha sono rapporti a rete molto estesi, e quindi sia con i comuni del territorio, sia con i gruppi del volontariato e dell'associazionismo, sia con i centri di ascolto e con le scuole in particolare, con le varie comunità terapeutiche presenti nel territorio, con le cooperative, poi con gli organi della prefettura, il Tribunale dei minori, il Tribunale di sorveglianza, e poi naturalmente ha anche un rapporto molto intenso con tutte le altre strutture dell'ULSS, sia sociosanitarie che sanitarie, ma in particolare con i medici di medicina generale e con il centro di salute mentale e la neuropsichiatria infantile, l'età evolutiva, ma naturalmente poi anche con tutti i reparti dell'ospedale. Quindi attraverso questa struttura si riesce a coordinare e a mettere insieme con un lavoro di rete tutte le strutture che in qualche maniera vengono a contatto con le problematiche della dipendenza.